Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati amici delle stelle, ci siamo quasi a questo Natale 2021, 24 dicembre, vigilia proprio di Natale, e noi siamo pronti a ritornare dalle stelle di Radio.0 per tutte le ultime novità del giorno. Intanto allora vi auguriamo un buon ascolto. Iniziamo quindi dall'Ariete. Se la stanchezza si è fatta sentire più del dovuto in questi ultimi giorni, approfittate delle feste natalizie per ritemprarvi e passare più tempo con il partner e con la famiglia. Godetevi poi le piccole cose che regalano un'atmosfera particolare alla casa, le luci, la musica, le essenze profumate vi regaleranno quella giusta magia. Toro, sebbene l'arrivo della Luna nell'amica Vergine vada a vostro personale vantaggio, la quadratura invece di Saturno con Urano vi rende molto distratti oggi. Sopperite quindi alla mancanza di concentrazione ricontrollando oggi almeno 2 volte tutto quello che fate. Gemelli, siate categorici, soprattutto se ci tenete molto a una cosa e non volete che qualcuno intervenga a vostro malgrado a mutarla senza nemmeno interpellarvi poi. Non vi interessa in questo caso in particolare avere ragione, quanto piuttosto che le vostre direttive siano seguite e con precisione. Cancro, siete abbastanza ispirati per scrivere un bel bigliettino di auguri a una persona speciale per voi, senza nemmeno prendere troppi spunti, fate parlare il cuore. Meglio infatti che sia tutta farina del vostro sacco, in questo starà la bellezza, nella totale spontaneità. Leone, prima di abbandonarvi la Luna in opposizione a Giove vi suggerisce di fare attenzione ai dettagli oggi, evitate scelte troppo stravaganti invece. Se non volete essere giudicati partite dal non giudicare voi stessi, almeno durante queste festività. Vergine, con la perfetta armonia tra il Sole e la Luna giunta nel vostro segno in questa giornata, anche voi vivrete un periodo di serenità ed equilibrio con gli altri. Dare e ricevere sono entrambe cose importanti, prima però pensate a dare e ricevere viene poi di conseguenza. Bilancia, finite gli ultimi preparativi per il Natale, l'importante è alla fine esserci riusciti, ricordatelo. Obiettivi concreti e meno fumosi sono più facili da realizzare e lo capirete presto. Un regalo senza biglietto poi non è proprio la stessa cosa, se non ne avete a sufficienza magari realizzatelo da voi. Scorpione, durante queste feste provate a pensare anche a chi è meno fortunato di voi, basta poco alla fine per donare un sorriso insieme magari a un pasto caldo. Fare del bene poi aumenta la vostra autostima e vi insegna che ognuno dovrebbe curarsi di sé e così anche degli altri. Sagittario, tranquilli, riceverete anche più di un elogio per il vostro operato senza che voi dobbiate fare nulla per richiederlo, calmate l'apprensione quindi. Siete insoddisfatti in questo periodo vista anche la quadratura lunare, eppure avete tutte le carte in regola per essere al top, quindi non buttatevi giù. Capricorno, il Sole e la Luna in perfetta sintonia vi guideranno nel creare una bellissima e coinvolgente atmosfera natalizia in casa vostra. In famiglia, se in passato c'è stato qualche screzio, potrete porvi subito rimedio assai serenamente in questi prossimi giorni. Acquario, per via della quadratura di Saturno con Urano potreste essere un po' troppo vaghi in una situazione in cui occorre invece maggiore fermezza da parte vostra. Fermatevi un attimo adesso, provate a pensare soprattutto alle persone che per voi contano veramente e poi ripartite. E chiudiamo infine con i pesci. L'opposizione lunare potrebbe magari rendervi un po' introversi in questi giorni, proprio in un momento in cui invece dovreste aprirvi di più agli altri. Non abbiate il timore di confidarvi con persone di fiducia. Se voi donate stima, altrettanta ne riceverete. Ricordatelo e tenetelo bene a mente. Ed è tutto quindi anche per questa vigilia di Natale dalle nostre stelle che vi augurano un sereno e felice Natale e anche un buon weekend. Noi ci risentiamo per tutte le novità, intanto una buona giornata e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0